Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi come al solito vi do una nuova pillola, però se non avete ancora fatto quello che bisognerebbe fare, cioè iscrivervi al canale di Hildegard del vostro Marietto Veneziano, sarebbe una bellissima cosa se lo fareste. E in più, se magari vi scappa un like, un super like, tira sempre su di morale. Cari amici, ricordatevi anche di venirci a trovare nei nostri fantastici gruppi di Facebook e di Telegram, dove ogni lunedì sera con Telegram ci incontriamo per degli studi esoterici. Bene cari amici, oggi iniziamo a parlare subito, come avete visto da mascherina, dell'incontro che ho avuto l'altro giorno con il Dante. Per chi non lo conosce, il Dante ormai è un mio amicone che incontro regolarmente al Bar della Pace. Lo incontro anche perché lui, sapete, io sono un po' uno scroccone e lui mi offre sempre un caffè lungo macchiato, Sapete, un cafferino, io non gli dico mai di no. E l'altro giorno cosa è successo? Stavo passando in moto, vedo uno che sbraccia, dico ma chi è quello che sbraccia? Era il Dante. E allora mi ha detto, senti Marietto, vuoi un caffè? E il vostro Marietto sapete che non sa dir di no a un caffè, e sono sceso, ho parcheggiato a moto, ho preso il casco, via, vado dentro. E il Dante è cominciato. E quando comincia il Dante, amici, se non avete giubbetto antiproiettili, fatevi un'assicurazione sulla vita, perché lui le racconta da cardiopalma. A un certo punto inizia, io pensavo che parlasse di calcio, ho cominciato a parlarmi di maghi neri, rossi, bianchi, e a un certo punto gli dico, ma scusa, cosa sono questi maghi neri, rossi, bianchi, che io non ci capisco niente? Perché io pensavo che parlasse del Milan, nero, rosso, no? A un certo punto lui ha cominciato a dirmi che ci sono i maghi neri, che sono quelli un po' birichini, i maghi bianchi, che sono quelli bravi, e i maghi rossi, che possono fare sia il bianco che il nero, intermittente, no? E che sono i migliori, i più forti. E poi a un certo punto è partito. E chi lo ferma più il Dante quando incomincia a raccontare le sue storie? Mi ha cominciato a parlare degli Stati Uniti. E io dico, ma cosa c'entra i maghi neri, i maghi rossi e i maghi di quello che vuoi con gli Stati Uniti? E lui mi ha cominciato a dire che gli Stati Uniti nel Vietnam ci sono andati per fare qualcosa per salvare l'umanità. E io a un certo punto ho cominciato a dire, ma che cazzo, cosa sta pensando questo? Cosa è andato a fare in Vietnam? Che hanno fatto un massacro là. E lui mi ha spiegato che i maghi neri hanno una variante che si chiama negromanti, che sono i più cattivi. Cioè praticamente non sono quasi più esseri umani, sono praticamente delle persone che hanno perso la divinità e sono praticamente cattivissimi. E in Vietnam c'era una qualità di maghi, no, che si chiamava negromanti, che stava trasformando le persone in alberi. Al che io a un certo punto ho detto, qui mi è partito per la tangente il Dante, adesso mi viene a dire che gli americani sono andati in Vietnam a scaricare tonnellate e tonnellate di milioni di napalm e hanno buttato giù quintali di milioni di cobra nelle foreste per andare a cercare i negromanti che trasformavano le persone in alberi. Mi ha detto proprio di sì, mi ha detto sì, proprio così, perché se non c'era loro, questi negromanti, mi ha detto, questo ve l'ha detto il Dante, sapete che il Dante quando le racconta bisogna insomma avere un po', però sapete del ramo lui, no? Hanno cominciato a dire che se non ci fossero stati gli Stati Uniti d'America, io ho detto sì, quelli che parlano inglese, quelli là del nord degli Stati Uniti, cioè quelli che sono... E lui mi ha detto un'altra cosa che non sapevo. Ma io non ci credo a queste cose qua. Mi ha detto che l'America profonda non è inglese, come c'era un certo David che lo diceva, è tedesca, e che i Windsor inglesi in realtà hanno una radice tedesca. A un certo punto io sono sbiancato. Ma perché in Inghilterra, cioè negli Stati Uniti non parlano tutti tedesco? E lui mi ha spiegato che questi stanno dietro e questi tedeschi hanno mandato là gli americani, cioè gli inglesi, a combattere in Vietnam per salvare il mondo dal fatto che stavamo praticamente trasformandoci tutti in alberi. Anche il vostro Marietto sapete che non le beve mica, cioè berrà il caffè macchiato, ma certe cosine che racconta il Dante mica ci crede. E quindi a un certo punto dico, senti Marietto, adesso, cioè gli ho detto Dante, il Marietto gli ha detto Dante, senti fermiamoci qui perché fra un po' mi viene a dire anche che Chernobyl è stato abbattuto da un commandos perché avevano paura che i russi stessero per invadere l'Europa. E il Dante è sbiancato e mi ha detto, perché lo sai? Ma io ho detto, ma Dante, questa è troppo grossa,
è troppo grossa, non venivano mica a dire a me che io poi stesso ero una tomba, perché infatti il Dante incomincia a sospettare che ci sia qualcuno che va a dire in giro queste cose per il web. Io ho detto, Dante, io queste cose non le dico a nessuno, sai che sto sempre in giro in moto da solo. E il Dante mi ha detto, sì, lo so Marietta, di te potrei mettere la mano sul fuoco del mio vicino di casa. Bravo Dante, gli ho detto. Allora io me ne stavo dando via, perché a un certo punto il caffè era finito, e gli dico, ma allora Dante, sei sicuro di quello che mi hai detto? Sì, i negromanti in Vietnam stavano trasformando le persone in piante e allora i maghi rossi degli Stati Uniti guidati dai tedeschi quelli del Führer, sì, quelli del Führer, hanno praticamente salvato il mondo per quello che la Cina, la Francia, l'Inghilterra e tutto il resto del mondo e la Russia stavano lì impietriti e non facevano niente per aiutare i vietnamiti, perché in realtà gli americani stavano cercando i negromanti che si nascondevano nelle foreste vietnamiti, che stavano facendo un macello con la popolazione vietnamita. Anche io a un certo punto ho bevuto, ma magari nel caffè che ho bevuto il Dante c'era qualcosa di psicotropico. È meglio che magari cambiamo bar, magari in bar della pace gli fa male il Dante. Comunque alla fine finito il caffè, sapete che quando finisce il caffè il vostro manetto veneziano finisce anche le pillole. Quindi mi sono alzato e me ne sono andato. Bene, cari amici, anche oggi il vostro manetto veneziano vi ha dato una pillola e vi chiede, se non vi siete ancora iscritti al canale del Marietto Veneziano e della nostra Hildegard, se volete di iscrivervi, che fa sempre piacere, un incoraggiamento anche per questo job che stiamo facendo, di venirci a trovare nei gruppi Facebook e anche nel gruppo di Telegram. Vedete le istruzioni, cioè il link qui sotto in descrizione. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!